Stefano, into Dolomites. E abbiamo avuto la fortuna di trovare un grande youtuber che... Un grande! Sì, che siamo in due allora. Prendiamo molta ispirazione. Siamo in due allora. Sì. Dove stai andando, Stefano? Io sto andando su a Rifugio Venezia. Venezia. Sto tentando di fare il video di questa versione estiva, ma mi sa che oggi ci facciamo solo una bella camminata perché il meteo non è a nostro favore, ma l'importante comunque sia è divertirsi lo stesso. Per cui noi invece andiamo a funghi, andiamo a porcini. Voi siete fungaioli, bene, quindi... dai, mi sembra anche giusto. L'importante è rimanere immersi in questo mondo così tranquillo. Dai. È stato un piacere, ragazzi. Alla prossima. Buon proseguimento. Ciao, forti, ciao. Ciao ragazzi, oggi il tempo non è dei migliori e quindi volevamo andare al Monte Pena, poi abbiamo deciso di andare al Coldai, ma in realtà siccome il tempo non consente abbiamo deciso di fare un giretto così e di farci delle bistecchette, quindi oggi vedete cucina in quota. Fa freschetto, speriamo di trovare qualche fungo, ma insomma adesso vediamo, ci diamo un po' un'occhiata intorno. Adesso ci riaggiorniamo tra poco. Ok. E oggi è una giornata così, purtroppo nuvolosa, non è tanto bella e ci accontentiamo, dai. Veneto trekking, let's go, let's go. Let's go, hearts are racing, feel the glow under the sun or through the snow. Lemony dreaming, oh what a show. Pine trees sway with the gentle creak. Streams are laughing, they love to speak. The air so crisp, it steals your breath. Alive in a way that defies death. Allora, ci siamo organizzati, vedete, con una pietra che abbiamo lavato al fiume e asciugato come tagliere. Urbano sta tagliando la polenta rigorosamente bianca come da copione in Veneto. Esatto. Rigorosamente DOP. E poi qua vedete primo piano sulla polenta che sfrigola. Albano ci ha messo sotto il sale in modo che non si attacchi. Eccola qua, in azione col ciappinghe a nonarina. Qui ragazzi il pastin in cottura. La polentina è già pronta, che si chiude già giù a assaggiarla. Anche questa gialla, la seconda fetta che mangio. La location è questa. Lo fiume e poi vediamo, dai. Se ne ha a mangiare proprio, perché il tempo è un po' particolare. Quindi tutto. Oh ragazzi, non siamo in odorama ma c'è un profumo di carne fantastico. Fantastico, vero? Buonissimo. Siamo sul campo base. Come ti sembra? Buonissimo. Buono, vero? La polenta è favolosa. Merita. Prossimo giro gnocchi. Prossimo giro gnocchi, sì. Oh, speriamo che il tempo tenga invece, che la vedo brutta. La vedo brutta. Come si lava, vedi? I sassi. Ma quella in origine era una padella antiaderente? Era una padella antiaderente in origine? Sì, certo.
E siamo partiti. Si sta rannuvolando, Sì, bisogna andare. guardate ragazzi, Bisogna andare, Cioè, sennò qua. qua rischiamo, oggi siamo a rischio. Sì, la prendiamo tutta. Via, via. Oggi siamo a rischio qui, via. Niente ragazzi, piove e che Dio la manda. E Sì. quindi siamo tornati giù di corsa e adesso andiamo alla macchina di gran fuga. E ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao a tutti. Ok?